Ciao a tutti ragazzi, sono Ipo Moira, Davide là, saluta un attimo, Ciao a tutti. Davide Urbex. Allora, per ovvi motivi siamo in questa location più piccola perché purtroppo eh, oggi siamo al... Un alloggio abbandonato. No, no, ma in senso che cosa siamo di data che mi hai detto? Oggi è il mercoledì 9 luglio. Mercoledì 9 luglio 2025, ora circa le 17. Stiamo provando insomma a fare questa location, vediamo cosa si trova. Io sto entrando in live. E Davide sta partendo con la sua live, quindi vediamo un po' ragazzi quello che ne esce. Boh, ci proviamo, ce la stiamo mettendo tutta. Ah, ecco, buona visione, a dopo. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ok, davanti c'è Davide, Allora, andiamo su. Sì. Qui era tipo la boh, non si capisce cos'era, comunque guardate. Abbiamo trovato la location dell'ospedale psichiatrico chiuso. Abbiamo trovato, esatto, che peccato, abbiamo dovuto andare da un'altra parte. Esatto. Ciao a tutti, un bacio, sono qua con Moira. Ciao, È un ce po' che l'abbiamo non, fatta. è un po' che non veniva con me Moira in live, quindi non sono da solo. Ciao Lorena, moderatrice, un bacio. Non me lo dite, sono giù di morale proprio per quello. Un peccato, esatto. Aver trovato l'ospedale psichiatrico chiuso, ho fatto... Sì, Di là c'era la cucinina. sì. Qui c'è un quadro, Buon pomeriggio, ciao a tutti. qui c'era una cameretta e qui un'altra. Madonna, è un buco proprio, È piccolino questo piccolo un mondo. buco. Allora, Ragazzi, è un buco. molto piccolo, però vediamo. Allora, dove mettiamo gli strumenti? Sto pensando in che stanza Vieni qua, metterli. che qua c'è più spazio. Qua, e c'è una foto qua. Sì, andiamo lì allora. Cominciamo da là. Direi che le foto sono un buon Lì, inizio. purtroppo abbiamo trovato... Un bel coltello qua intero lungo così. Bene, bene, perfetto. Spera che non si muovi, che non si muova. Allora, questo è praticamente... Ah, è stato coperto uno specchio, vedi? Tutto coperto? Sì, perché indovina? C'è un doppio specchio? Guarda qua. Ah, aspetta, Esatto, è vero. quindi non è il caso. Allora, Qua intanto... c'erano vestiti... Aspetta che devo fare intanto un paio di abbonamenti. Ah. Grazie. Ci vediamo qua allora? Laio... Perché io ho preso le pulci là. Grazie Carla, ciao a tutti, arrivo subito. Allora, abbonamento ad altri. Intanto mi fumo la sigaretta. Tanto non inquadri me, giusto? No, adesso no. No. Eh sì, qui c'è un altro specchio, Davide. È stato coperto. Sta coperto. Aspetta un secondo, aspetta. Adesso Davide sta finendo le sue cose. Aspetta. Tu vai tranquillo, io sto parlando qua nel video per commentare il fatto che... No? Sì, arrivo. Allora, Penelope. Faccio un po' di spazio io. Ok, primo abbonamento inviato. Penelope. Poi ringrazio la Cla, grazie Cla. Un bacio Cla. Allora, Penelope l'abbiamo fatto. Intanto serale di Italia. Abbiamo, aspetta, devo fare un altro abbonamento. Allora, ciao a tutti, un bacione. Vediamo. Posso sapere se c'è qualcuno qui mi fa illuminare uno degli strumenti, per favore? O puoi toccare degli altri strumenti?
Lo specchio è coperto perché qua dietro di me c'è un altro specchio, quindi non vorremmo che fa specchio con specchio. Ok, Arriva adesso Davide. cominciamo l'indagine. Sta arrivando Davide. Sei pronta, Moira? Ecco, io sono pronta. Ovviamente è passato Davide col telefono, quindi K2 in quel caso qua è nullo. Allora, aspetta. Io metterei solo una candela. Esatto, anche perché c'è troppa roba che può prendere fuoco. Siamo noi? Lasciare, ha detto. Io sono già stato qua. Volete comunicare con Moira? Vengo in pace e non veniamo per recarvi nessun tipo di danno o di disturbo. Con la massima della tranquillità e il rispetto reciproco. Vole- di Adriana Lara. Va bene, proviamo. Il signore della foto è il marito di Adriana Lara? Se sì, lo puoi far arrivare il rosso o uno degli apparecchi. Allora, aspetta un attimo. Aspetta che adesso provo... ragazzi, aspettate un attimo che provo a staccare la live. Un attimo, stacco la diretta e provo a Ma tu rientrare. Ho la linea piena, 4G. fermati, Aspetta, entro io. Stai fermo. aspetta un attimo. La foto qua è pesante questo ritratto, metto anche questo qua. Arriva un po' in ritardo. È in ritardo? Sì. Ed è piena la linea, guarda. Terribile anche quello. Noi stiamo parlando adesso. Ah, mamma mia, è in ritardo! È in forte Devo ritardo. bloccare la live, è in ritardo! È in forte ritardo, È Davide. in ritardo, non è in tempo reale. Stacca, No. stacca, L'ho abbassato e lo lascio così. Adesso tu stacca, vai non è in avanti. tempo reale. No. Oh, Donatella si è abbonata. Notare che tu ti sei allontanato adesso col telefono, eh? Guarda. Allora, aspetta un attimo. Non stacco, va. Dai, esci fuori da lì allora, esci fuori, Ma è Moira. strano però. Esci. Ah, io sono uscita. Ok, a posto, a posto. Mettiti qua, che così non dicono che sei tu. Faccio una prova. Quant'è questo? Scrivete che numero è questo. Scrivete che numero è questo. Perfetto. Allora, C'è qualche anno? Niente? Dai, linea piena, Davide. sì. Davide. Oh, ha detto Dio. Mi ha imitato quello che io dico, la mia frase. Non ci credo, ha detto Dio. Chi sei? Vi ricordate di me? L'importante Non importa. Oh, Però Davide, prova a mettere la cassa a terra lì o sulla sedia. per l'im- Perché il piano può fare vibrazione, allora la guarda pallina... lo strumento. Dillo chiaramente che cosa è importante. a chi? A chi? Puoi dirci qualcosa di più riguardo a questo posto, per favore? Grazie Miki. Un bacio Miki, grazie. Sono, ha detto. Hai capito che tu sono? Sì. Ci arriva a parlarci. Che cosa è successo? Perché avete abbandonato questo alloggio? Hai capito che ha detto fanculo? Qualcosa...
Perché hai detto una parolaccia? Quanto... Da chiarire. Ha da chiarire. Sì. Ha da chiarire qualcosa. Grazie Cla, un C'ha da chiarire bacio. qualcosa. Sì, penso anch'io di aver capito qualcosa del genere. Che cosa devi chiarire? A me mi conoscete, comunicate con Moira che è la prima volta che viene qui. Morgana! Un bacio Morgana! Lo strumento non si ferma più, Davide. Sì, sì, è impazzito. È il massimo. Non ha suono, però la luce è il massimo, è sul rosso. Sì, 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 c'è qualcosa che... Che cosa vi ha fatto scappare da qui o andare via? Ammesso che sono scappati perché non hai detto. Esatto. Sì, sì, moderatore, bisogna silenziare Spiegaci bene. Mary Laura perché sta, esatto, sta disturbando il rullo. Un soffino? Stanno interagendo di nuovo con la pallina. Oggi, ha detto. Vi stiamo dando fastidio? Siamo venuti in pace. Possiamo sapere cosa è successo in questo piccolo albergo? L'indagine di oggi, per completa, verrà caricata sul canale YouTube di Moira. Ciao ragazzi. Lei sta registrando tutto. Caricherà il video completo. Accendiamo il vocabolario. Adesso vediamo col vocabolario di Davide cosa ne esce. Sì, ok, perfetto. Anche perché è inutile tirar fuori due vocabolari quando abbiamo preso poco Prendi nota. Prendi nota, ha detto. Sì, grazie Plac. Ok, di che cosa dobbiamo prendere nota? Siamo qui anche per capire. Più indietro che c'è spazio per Vado ancora indietro? un metro, c'hai ancora un metro. Bellissimo. Bravo. Ah, cosa abbiamo? Un disturbatore? Mamma mia, oggi. Forse intende i miei guanti. Esatto, tu hai due guanti. Ragazzi, Ok. l'RF è al minimo, Prova a controllare che succede. È al minimo l'RF. Super Claudia, grazie. Confermo che è al minimo l'RF, Ok. Però io, Davide, questa qua, perché è stata io, non vorrei che poi influisce. No, però mettila vicino se no non si sente. Sotto sotto il telefono, che te lo sentono bene. Va bene. Si No, avvicina. perché dopo a volte ti dicono che il tuo telefono fa interferenza. Guarda però che ha interferito adesso con lo Come strumento. si fa? Lo devo spegnere e accendere sotto? Aspetta, aspetta, vengo io. RF è al minimo. Ma te lo fa sempre così? No, c'è qualcosa che non va, eh. C'è qualcosa che non va. Devo spegnere e accendere. Allora, Davide gli ho messo io la cassa a terra, quindi nessuno può dire che sono le vibrazioni alle palline. Se adesso si accende... ancora? È ancora accesa? Esatto. Beh, vedi, però questo è un riscontro valido perché tu la cassa non ce l'hai più sul piano. No, no, infatti. È impazzito. Vabbè, riaccendiamo il vocabolario, proviamo ad andare avanti, non capisco cosa sta Guarda, succedendo. guarda la pallina di nuovo. E ragazzi, non c'è niente che... Vetri dappertutto, ragazzi. Aspetta un secondo, c'è qualcosa che non va. La pallina però si è accesa 2 volte e tu non gli hai preso incontro perché ho visto io. Allora, guarda già una cosa strana, ho messo lo strumento giù e giù non suona. Perché invece Esatto. suonava lì vicino alla foto? Ecco, E allora lo puoi rimettere su. vibra il mobile, stranissimo perché la cassa l'abbiamo messa giù. L'abbiamo messa a terra la cassa, inquadrala, fagliela Strano vedere. che vibra il mobile, è un mistero. Guardate, la cassa è lì, Stranissimo. eccola lì. Allora, Quindi se le palline si accendono non è uno strumento che emana no, vibrazioni. no, infatti. Va bene, andiamo avanti, riaccendiamo il vocabolario, Guarda il K2 com'è forte. Esatto. Sei l'anima del signore in foto?
Se sì, guarda, stavo dicendo se sì me lo fai arrivare al rosso. Ecco, ecco, appunto, ecco, a posto. Ecco, Questi sono bei riscontri, vedi? sì. Perché tu non hai assolutamente la cassa lì sopra. Sì, Sì, è lui, è lui, Oddio! è lui, Oddio, la pallina, vedi Moira, è lui. guarda! Esatto. Guarda! Ragazzi, questi sono riscontri più che mai perché la cassa, ripeto, è a terra. Mamma Non c'è mia! niente che vibra sul comò. Assurdo! Non sei soddisfatto a sentire questi Sì! riscontri? Visto? Ti ha detto di sì. Ha detto che è morto in questo albergo. Io gli ho Sì. chiesto se era sì. Ancora ha ripetuto. Possiamo capire come ti chiami? Il signore nella foto, per favore. Hai un nome? Mi sta venendo un po' di mal di testa Ti appena stai dando mal di appena. testa? Appena appena. È un brutto segno se ti stai dando mal di testa. Sono Eh, l'entità, eh? vedi? Eccolo qua. Mamma mia. Guarda. Sono l'entità allora. E ho brividi un Come po'. si chiama il signore della foto? Comunica con Moira. Stai provando ad avere una connessione con me? Italo. Ha detto anche il nome. Italo! E c'hai la pelle d'oca? Guarda. Mamma Guarda. mia! La senti? Non ci credo. E la pallina, guarda. Infatti sono i nomi di una volta, Italo. Esatto. Mamma mia. Italo, tu eri il marito di Adriana Lara, per caso? Ti chiedo... Sì, ha detto. Una ci... Ora ti... Come dire, ora ti spiego. Ascoltami. Dicono a Moira che un'antenna si muove di qualcosa. Quale delle due? Perché una è in terra e una è lì. Che cosa ti è successo, Italo? Siete voi che state muovendo lo strumento? O che stanno toccando gli altri. Ah, non lo so, strano, però dovrebbe suonare. Esatto. Grazie, Tiziana. Strano perché se uno si avvicina, fammi vedere. Sì, perché la tua cassa non ha una potenza da fare la No, no, vibrazione da dovrebbe terra. suonare. Infatti, strano che non stia suonando. Italo, Grazie, Nadia. sei venuto a mancare prima tu o Adriana Lara? Porca miseria. Aiutami, credo. Credo aiutami. Io ho capito porca miseria. Però Grazie, magari mi sbaglio. Mary. Un bacio, Mary. Minchia. Tu gestivi questo hotel con Adriana Lara? Italo? Era... Era? Dillo bene. Era cosa? Visto le cifre? Sì. Erano alte. Sì, Cioè, nonostante che è piccolo, era un buchetto, erano alte. sì. Comunicate col vocabolario. Oppure toccate uno strumento. Di nuovo, per cortesia. Morti qui. Morti qui. Oddio, Ti sei spenta? oddio. Infuriato. L'ho detto Morti io. qui in fu... Si è accesa la pallina, L'ho detto Moira! io che avevo mal di testa, cosa ti ho detto? Ho i brividi. Mamma... E poi l'ha detto in... al plurale, morti. Esatto. Comunicate di nuovo con il vocabolario, per favore. La cosa che sto pensando è che l'RFT era al minimo e continuava ad andare. Sì, zitto, ho dovuto spegnerlo. Esatto. Hanno scaricato lo strumento. Puoi ritoccare la pallina, Italo, per favore? Se ti fa piacere? Visto che energia ce l'hai per farlo. Ciao Cassandra, un bacio Miria.
Grazie a tutti per il supporto. Guarda, ti abbiamo portato una cosa, giusto Davide? Sì, cosa vuoi fare? Vuoi accenderlo? C'è il Vuoi- campanello che qui da voi veniva usato, giusto? Sicuramente. Sicuramente, sì. E ti accendo anche il caliron, che se ti piace poi lo puoi ritoccare. E lui... Ho paura. No, non devi aver paura. Sono io, diglielo che sono io i vetri. Purtroppo non sai dove mettere i piedi. Di perché- te. che mi- Non mi ho spiego. capito. Forse perché non fai parte della luce? Eccola qua, Penelope, la nuova abbonata Ha paura di me. con lo stemma Urbex. È la prima volta che mi capita di sentire una roba del genere. Sì, infatti. Nessun anima non mi ha mai detto Ma che ha perché? paura di me. Che cosa ti fa paura di me? Scettico. Ah, sì. Guarda, si è accesa la pallina. Ma sto registrando tutto, Davide. Mamma mia, non ti molto bonita. Saluto Roberta, Tiziana. Allora, Grazie di cuore a tutti. spiegami perché hai paura di me. Io non sono qua per farti del male. Ancora la pallina. Mm. Nuovamente, eh? Guarda, guarda. Ragazzi, guardate che è a terra la cassa, E non poi è sul salutiamo mobile. anche Donatella, l'altra nuova abbonata. Ciao Donatella. Ha sussurrato qualcosa, Moira? Sì, ho censurato qualcosa però non si è capito. No. Puoi ripetere per cortesia? Smettila di interrompere. Oppure se non riesci a dire il nome di donna o uomo. E noi capiamo. Continua col vocabolario, per favore, comunica. Prendi energia dalla candela. Con chi ce l'hai? Con l'uomo o con la donna? Se dice donna o uomo, veramente è il colmo. Adesso vediamo. Voglio vedere. Ma se lo dice è il colmo, Davide. Infatti, mi non colpo anche me adesso, sto aspettando. Cioè, ragazzi, questi riscontri di oggi, lo dico anche per video YouTube, è tanta roba perché... Ma mi stai studiando per caso? Perché non... Aspetta un attimo che devo avvisare in live. Aspetta un attimo, Moira, aspetta. Ecco, scusate che mi aveva chiamato mio figlio, scusate. Comunque... Ecco, ci sono, ci sono. Sono stato interrotto da una chiamata che aveva bisogno Matteo. Tutto ok, torniamo. Per un attimo ho avuto invece delle braccia e le gambe. Ok. Come- Riaccendiamo il vocabolario. Come un'aria ghiacciata. Le gambe. Sei ancora qui, Italo? Guarda. Ma sto riprendendo tutto. Che oggi Davide è anche bravo, che ringrazia meno, è più tranquillo. A parte come era partita la storia, ma siamo andati bene. Sì, dai. Italo, sei tu? Stupido. Vabbè, maschile, eh? Ti sei beccato dello stupido, io te lo dico. Io gli ho detto Italo, sei tu. E lui ti ha detto stupido. Sei arrabbiato con me? Perché sono tornato? Sono molto arrabbiati oggi, eh? Cioè, non fanno... Oh, forse no- perché ti ho portato. No, ma non tirano oggetti né niente, ma non credo perché se io faccio parte della luce... Puoi dire qualcos'altro, per favore? Abbiamo una disturbatrice, allora bisogna bloccare Marta. Adesso blocchiamo Marta. Visto che non apprezza che la live sono per tutti, non per gli abbonati. Via i criticoni. Blocchiamo Marta. Ciao. Anche perché non è rispetto. Esatto, non è Non mi rispetto. piacciono queste cose. Esatto, esattamente. In più che la live è per tutti, non per gli abbonati. E siamo seri. Poco rispetto. Amico! Italo, torniamo a noi.
campanellino. No, ascolta, Moira. Ah sì, il campanellino quello là Ha fatto il sembra. campanellino. No, Moira, non ci credo. Ma hai visto la Spirit Box? Ha fatto il suono del Sì, campanello? sì, sì, la Spirit Box. Ma l'hai vista? Sì. Non ci credo. No, non ci credo. Grazie, Tiziana. Com'è? Sì, è vero, sembra un reggiseno, è vero, anch'io lo pensavo. Vedi se lo tagli i pantaloni, eh? Sì, sì, l'ha fatto. Io ho sentito solo un grido e basta. No, io ho capito stupido. Tipo così, capito? Ma chi sei? Sei il ragazzo del ritratto? Della cornice? Un urlo. Confermano che hanno fatto un urlo. Boh. Diventare... Ma c'è ancora Italo qui? Prego, ti adesso. Energia. Per lì. Ma risponderà. Non rispondere, ha detto. Sì, mi sembra di aver capito così. Perché non vuoi rispondere? Ma facci caso, Moira, che da quando ho messo giù lo strumento non suona più giù per No. terra? Interagisce con le palline Sì, un adesso po'. voglio vedere un attimo una cosa. Prova a spostare un po' più in là No, la adesso videnda, vedere più un che altro attimo. perché si vede anche meglio dal video. Oh. Vedi? Mm. Allora è qualcosa... Vedi? Che deve stare il video, vieni a vedere. Se lo metti alla riva della porta, là dove c'è la riga, si vede meglio, perché lì è coperto. Oh, si muove l'antenna, dovrebbe essere lo strumento a cadere. Aspetta, sto leggendo un Ma attimo. come si muove l'antenna? Scusate, vado a vedere. Vai a vedere. Non è possibile. Vai a vedere. Guarda, addirittura sono vicino, non sta suonando, guarda. No, infatti. Aspetta che abbiamo un disturbatore, l'abbiamo bloccato. Io la vedo ferma, Vabbè, dai, riaccendiamo. Io lo vedo fermo. Sì, Giuseppe l'abbiamo già bloccato, così non ho voglia di disturbare. Allora, Italo, sei ancora qui? Ho capito anch'io qualcosa da Madrid, forse intendono qualcuno Madrid. forse qualche turista che è venuto qua a dormire? Perché Madrid è in Spagna. Esatto, forse qualcuno. È stato qualche ospite di questo alloggio? Dalla Spagna? Te tra un po' vai col culo per terra. Sì. Sì, l'ha confermato? Che cosa è successo con questo ospite della Spagna? Aspetta che c'è Vado. Sì, controlla un attimo. Fatto suonerà, No, non è suonato. Aspetta un attimo che c'è qualcosa. Un attimo ragazzi. Ok, tutto a posto, ok. Ok, abbiamo sentito dei rumori, pensavamo che ci fosse qualcuno. No, è un furgone della casa prima di là. Ok, perfetto. Perfetto. Riaccendiamo il vocabolario. Ho paura Ancora? Di che cosa hai paura? di lei. Ce l'ha con te, Moira. Perché hai paura di me? Forse perché hai portato il campanellino. Era... Era? Non so per... Non vorrei dire, ma qui c'è un'altra foto. Capito? Un'altra foto? Sì. Sono diversi. Futuro. Chi è l'altro nella foto?
fratello, Ah, hai visto? Mamma mia! Quindi era tuo... Io sento dei rumori, ma c'è qualcuno? Era il furgone, un altro sospiro. Sento dei rumori. Davide è un furgone che si è parcheggiato No, lì voglio per la chiudere- casa di là. Sì, ma voglio chiudere la finestra. Voglio chiudere la finestra perché ci sentono. Ok. Perché hai paura di me? Mamma mia, Non è che ha paura di una donna qua dentro. non lo so. Grazie Tiziana. L'identità di una Un donna. bacio Tiziana. Boh. Perché paura di me non ha senso. No, infatti. Allora, Simone ha attivato l'abbonamento, gli mettiamo il segui. Allora, mi puoi dire per cortesia, Grazie Simona per l'abbonamento. Un bacio Simona, ti ho messo il segui, hai grazie. detto che è tuo fratello? Ha un nome tuo fratello? Non ho il tempo. Ci siamo Simona, la nuova abbonata. Grazie Simona. Aspetto. Aspetto cosa? Ah. Non puoi parlare? Cosa mi aspetto? C'è qualcuno che ti blocca? Ci volete dire come siete morti? Strano. Si è accesa nuovamente la pallina. E la cassa ripetiamo che è a terra, Sì, sì. non è Succomo. Ti piace quella pallina? Oh, l'ha spenta subito quando gliel'ho chiesto, facci caso. Sì, è L'ha spenta vero. subito. È vero. È dura comunicare qua dentro oggi, eh? Sì, sì, È è vero. dura. Sì, sì. Cos'è che ti ha detto? Non si è capito, Moira, non lo so. Dite. Prova, vediamo. Corati. Hai capito qualcosa? Sì, abbiamo un disturbatore, lo blocchiamo, ma che rottura oggi. Ciao Steffi, un bacio amo. Ciao Steffi. Rischi. Cosa ha detto? Rischi? Che cosa? Una donna ha detto rischi? Chi è che rischia o cosa? C'è qualcuno che vuole farci qualcosa? Ciao Steffi. Eventi. Eventi. Cosa? Ci sono stati, è andato sul rosso il K2, lascia guarda. fare. Davvero? Guardalo. È sul rosso. Abbiamo un disturbatore ancora? Mamma mia, oggi è pieno di disturbatori. Questo è il mio. Mamma mia, quanti disturbatori oggi, che rottura. Историю Puoi raccontarci la storia un po' qua dentro, per favore? Cos'hai messo giù? Presente. Un autodisturbatore, perfetto, blocchiamolo. Hai un altro apparecchio in più. Ottimo. Ti piace? Ringrazio Michela, grazie Miki. Un bacio Miki.
2 follower, profilo sicuro. Nota che quell'intero si sta muovendo No, addirittura ma è e stata, quell'altro no, guarda. è stata brava la moderatrice a fissarlo perché aveva due follower, 2 seguiti, un Non vale niente. profilo fake sicuro. Allora, il K2, vedi, sta andando di più, però anche il K3 si sta alzando, guarda. Vediamo, Accesa? Tutte dal hai video. fatto bene. Riaccendiamo il vocabolario. Allora, ripeto per il video, vi faccio vedere che la cassa è lì in terra. Allora, Quindi ti sta scrivendo non c'è nessun... Ari Cuba, mi piace molto Moira, Serena, parla con calma. Grazie. Allora, la cosa strana è che adesso guarda, il tuo è fermo e quello là sta andando. Fantasma che si è materializzato davanti a me. Ma chi è sto fantasma? Ma lui la sta prendendo così alla leggera, tranquillo, no? Io invece sono qua che sto pensando che con la cassa a terra non è fattibile che le prende, cioè, Aspettate spesso ragazzi, si stanno accendendo. un attimo che c'è un'entità, la devo allontanare. Non ti mettere a darmi l'acqua santa benedetta addosso perché vedi che poi ti investerisci gli altri qua dentro, eh. Aspetta un attimo, devo cercare l'acqua santa. Ragazzi, io non ce la posso fare. Io quando ero con Davide, mi verrebbe voglia di dargli tanti di quegli scoppellotti, tutti contenti di andare con Davide, no? Ecco, io gli darei gli scoppellotti. No, guarda che c'è la telecamera, mi raccomando. Beh, Non ti so- volevo bagnare la telecamera, ben No, appunto. no. Veramente, perché la finiscono a tempo di record, ragazzi, l'acqua santa loro. No, io non ho parole. Grazie Cati, adesso che ho fatto il mio dovere, che ho benedetto, Io non ce la posso fare. ho benedetto Moira, adesso possiamo... Adesso vuoi provare a interagire tu un attimino a vedere? Sì, dai, adesso facciamo i seri. Bravo. Lei ora? No, vabbè. Dopo dice che rompi te. Questo è stato perché gli è caduto il telefono e vibrazione del Grazie pavimento. Anna, grazie volta Moon, la pallina è Niki. Dai, comincia a fare il serio. Boccetta di acqua santa, colpa sua. Dopo devi andare in chiesa a riempirmela. No, ti vai al tuo prete te. Io vado a quello di Verona, tu vai da quello. Sinceramente sembrava un buchetto, in realtà sta dando riscontri. Sono contenta. C'è un disturbatore, fissatelo se c'è un disturbatore. Grazie di cuore per tutti gli obiettivi. Grazie Moon. Ok, riprendiamo l'indagine. Provo a chiedere se prima erano vicino a me. Ok. Perché? Ti ho detto che fatto erano i brividi e tutto. Il mal di testa. Oh, questo l'abbiamo già bloccato, perfetto. Non ne ho idea. Cosa intendi? Cosa intendi, mi ha detto. Brutta. Cosa intendi? Uno degli strumenti? O comunica col vocabolario, per favore. Secondo me non mi vuole qua dentro. C'è forte sospetto. Sì, sì, Moira, Gesè Veneta, Moira. Sì, sì, di Verona. Sì. Comunica col vocabolario, sei ancora tu, Italo? O il fratello. Perché prima che c'era Ah, il giusto, fratello. giusto. O il fratello? La donna non si è sentita. La donna no, Davide. Madonna. Grazie, Claudia. Stava diventando un incubo Siamo sto viaggio, ragazzi. in un hotel, in un ostello, hostel. Ah, ripetiamo, Davide, oggi E noi? cosa ne abbiamo oggi? Oggi è 9, credo, aspetta. Ah no, ce l'ho la data, 9 9, luglio 9, 9. 2025. Ma perché hanno scritto in inglese che cos'è Ore questo? 17:34. Hostel. Grazie Moon. Un bacio Moon. E grazie Claudia. Vuoi Moira provare a usare le VP e fare... Sì, dai, un piccolo ostello.
È come il film horror Hostel, ecco, una roba del genere. Piccolino. Allora, accendiamo il vocabolario. Raffa! Appeso a cavallo dell'armadio. Esatto, c'è una... Cos'è? Sono stata io. C'è una custodia di un fucile. Sì. Cos'è che è dentro? Oddio! Qui con noi? Fai qualche domanda, tieni, vai. Anime, dov'è il fucile? Abbiamo visto la custodia appesa all'armadio. Si trova ancora qui all'interno di questo hotel, di questo alloggio, il fucile? Un bacio. Io sono più che contenta che ha detto che il fucile non è qui, ragazzi. Ma non vedi, l'hanno rubato, te l'ho detto. L'hanno rubato? preso. Sì, Io c'è solo la custodia. io questo non lo sapevo. Sì, sì. Guarda la pallina di nuovo, Davide. Ascoltiamo. Sei già partito o no? Aspetta. Aspetta, per il video di YouTube vi confermo che Davide alla cassa a terra, lo ridico, quindi non c'è niente che fa vibrazione. Tutte le palline che vedete si accendono sono loro. Sì, Sara. Mettilo qua in mezzo, Davide, che registra anche nel video. Boh. Ma io lo vedo piatto. Grazie, Tiziana. No. No. Beh, in realtà no. C'è un puntino che ha bambine piccole lì. Vedi? Aspetta. No, niente di strano. No, no, no. Via, Comunque disturbatore. c'è un odorino strano. Via. Sì, riaccendiamo la Spirit. Lo sento solo io, lo senti anche tu l'odorino strano. Eh? Sì, mi sembra. Anche Aspetta, tu? fammi provare. Senti il casino qua dietro. Tagliano l'erba. Uniti. Cosa hai detto? Uniti? Uniti mi sembrava. Dobbiamo stare uniti? Cioè di non dividerci, in poche parole. È sotto quindi l'anima? Allora forse il fratello è giù. È giù il fratello? Il fratello di Italo è sotto al bar, dove c'è il bar? O la reception, perché c'era una stanzetta Sì, dove registravano probabilmente le persone. sì. E oltre. Ha detto no. Inti composto. Puoi dirlo in italiano, per favore? Этого. È stata una musichetta. Vocabolario. Chi è che leggeva la Divina Commedia? C'è il libretto lì della Divina Commedia. Chi è quello? Chi è quello? Noi non lo sappiamo. Grazie moderatrice. Un bacio Mimma. Chi è quello, Grazie ha detto? mille. Spero te. Torna indietro.
Cioè, devo tornare di là? Grazie Anna. Sì, sì, Mimma, sono protetto, ho l'acqua santa in mano. Sì, che per 3/4 l'ha data a me, Mimma, renditi conto. Allora, devo tornare di là? Me lo fate capire? Fuori. Fuori, ha detto. Fuori, credo. Ma fuori non c'è niente. Mamma mia. Grazie, un bacio Silvana. Si nota che quando passo io non si accende. Il tuo... Hai visto? No. Hai detto fuori, eh? Com'è possibile che tu sei passato e non l'hai acceso? Com'è possibile? Funziona? Volete che usciamo fuori da questa stanza? Comunica col vocabolario. Sì. Oddio! No, vabbè, è confermato, eh? Oh, prendiamo gli strumenti, eh? Moira, dove sei? Ha confermato? Dove sei tu adesso? Fammi vedere. Dove sei? Ok. Adesso prendiamo gli strumenti. Va bene, anime, usciamo da questa stanza. Uno. Cosa? Dove sei adesso? E che camera è la numero? No, non ci credo. Giuro che era uno. Mamma mia! È l'unica stanza con letto, ragazzi. Secondo me sembrava proprio che ci invitassero ad andare di là. Ma ce la facciamo andare uno su una parte e uno sull'altra? Proviamo. Io ho avuto quella sensazione lì, come se ci invitassero ad andare lì. Allora ragazzi, anche per voi di YouTube, dove ero io dentro nella camera, l'unica col letto, c'è sulla porta la numero 1. Qui non c'erano numeri, 4 sì. Vabbè, adesso intanto... Beh, probabilmente quella proprietaria era nella 4, Davide. Non lo so. Beh, per forza. Io intanto... Aspetta che devo... Quale persona va via da ospite lasciando i vestiti qua tutto? Vabbè, adesso io ragazzi un attimo che devo telefonare alla reception per vedere la camera. Qualcuno in questo hotel? Oh, non risponde nessuno! Ma che cacchio di hotel è? Oh, lasciamo... Guarda che dopo lascio una brutta recensione dopo. Eccolo, se pareva. Ragazzi, non vedo più questo hotel, dopo lascio una bruttissima recensione di questo posto. Non ci siamo. Il servizio lascia un po' a desiderare. Intorno di qua, non sei di qua? Siamo di qua? No, dobbiamo andare di là nella camera numero 1. Guardalo lì. Pure i campanellini mi frega. Davide è peggio dell'asilo. No, Mimma, guarda che il campanellino No, prima mi ha stordito l'orecchia, cioè io te lo dico, mi ha stordito l'orecchia. è di Moira il campanello, non è mio. Perché io sto iniziando a usare robe che non hanno elettricità. Mamma mia, ascolta, aspetta. Ascolta Moira, c'hai una bella capoccia bionda, ti posso accarezzare? Madonna, ragazzi, vi prego. Hai una bella... Sepi, Ascolta... io te lo mando fuori a pezzi stasera. Hai una bella capoccia, tutta tonda. Io ti giuro che te lo mando fuori a pezzi, Ascolta, c'hai domani ti arriva a pezzi. Ascolta, hai una bella capoccia bionda, tutta una chioma da accarezzare. Sei fortunato che la crema è finita. Dopo la capoccia. Davide, ma questo non può avere, guarda, senti, Dimmi. senti l'odore, non può avere anni. A me, guarda, basta che mi fai toccare la chioma e siamo a posto. Dammi le labbra che ti do un po' di burro cacao qua. No. Ragazzi, guardate, è burro cacao. Sì, nuovo, messo bene. Allora, recuperiamo gli strumenti. Allora c'è stato qualcuno di recente qui. Sì, dai, può Ah, essere. Davide, no, aspetta, c'è una cosa. Cos'è? Mamma mia, pure una supposta? C'è pure una supposta? Ale!
Voltaren 100 Davide, 100 milligrammi. Ok. Dopo Hai chiedo, dolori? no, chiedo in live se qualcuno... Ah, c'erano anche i tappi per la notte Davide. Ok. Quindi se Per chi non qualcuno ha bisogno dormiva. scrivetemi in privato. No, ragazzi, veramente c'è di tutto qua dentro. Io sono il medico No, dell'hotel. ma di tutto c'è qua dentro. Ragazzi. Basta chiedere Davide su postaio Allora, e io andiamo- intervengo. Ascolta Davide, andiamo nella 1. Sì, andiamo nella 1. Allora io questo lo metto fuori da. Andiamo nella 1. Cagliron che suona. Cagliron che sta suonando, Davide. Ok, a posto. Allora, prepariamo gli strumenti. Oh, dicono di portarlo nella... Perché era qua nel corridoio. No, dai, ora dicono nella live di rimetterla a posto. Allora, noi abbiamo toccato solo questa. La rimettiamo, guarda, era qua Davide. Ok. Ascolta, ci stiamo spostando? Ah, mi chiedono la scadenza. Moira, hai visto la scadenza? Ragazzi, purtroppo... La supposta? Fammi luce che è qua. Prova a guardare la scadenza. Non so se dietro ogni supposto c'era la scadenza. Prova a guardare. È intatta, eh? Sì, sì, leggi la scadenza. Guarda che è la scadenza. C'è? Tu ci riesci a vedere capire qualcosa? 2011. 8-2011. 2011? Boh. Com'è possibile? Ecco, Gli Kaiser. strumenti, Moira. Tutti via, ma c'è la telecamera qua. Ok. Andiamo nella camera 1, andiamo. Dove hanno detto loro poi, vero? Ma c'è troppa luce qui dentro. Lo so, quella là sarebbe meglio, Davide. Qua. Quella là sarebbe meglio. C'è troppa luce. Vediamo se si riesce. Allora, se tu stai da quella parte lì, io di qua riesco a inquadrare. No, Il è letto. bloccata, è bloccata. Aspetta, Davide. È bloccata Proviamo. la tapparella. Facciamo una cosa. Tiriamo i ciampi, ok? Tiriamo i ciampi. Io direi Davide di provare quella stanza lì dove non c'è. Puoi stare lì. Proviamo, dai, vediamo. Però ti devi spostare un pochettino da lì perché Sì, sennò mi sei vediamo davanti. se c'è qualche riscontro. Questa, ragazzi, è la custodia del fucile che dicevamo. Eccola qua. Sì, è meglio non inquadrare le cose. No, no, ma io l'ho fatta per il video. C'è una foto sul letto? Forse, vediamo. No, io ho visto siringhe. Eleonora, oggi... Vabbè. È uno di quelli piatti ai LED. Ascolta, allora, aspetta che provo a mettere giù gli strumenti. Proviamo in sto casino qua, non è facile muoversi, eh. Perché è stretto. Però aspetta, devo mettere giù gli strumenti, aspetta. Allora mettilo qua. Se lo lasci qua non mi dà fastidio, Davide. Ok, aspetta. Se lo lasci qua. È non che mi c'è dà troppa fastidio. luce, secondo me. Questa qui già la luce incide. Però proviamo. Proviamo a vedere cosa succede. C'è un'altra custodia? Ok. Per non risalire al luogo. L'importante è quello. Ascolta Moira, dov'è il... Non trovo il REM pod, dov'è? Dov'è che non lo trovo? Lo vedi? Io non l'ho messo via. Aspetta, fammi vedere che forse l'ho lasciato di là. Vado a vedere. Prova a guardare se vedi il REM. No, non sente, Davide. No, sul mobile. Sul mobile. No? E dov'è andato? Dov'è che non lo vedo? No, non c'è. Guarda. No, aspetta un secondo che devo vedere dove è finito. No, per dire, io qua non ce l'ho, c'ho i Carriron e i campanellini, ma non ce l'ho assolutamente, Davide. Aspetta. Ah, trovato, Hai a posto. visto? Però è Trovato, strano, ho detto, ce dovevi avere tu per forza. trovato, a posto. Era nello zaino. Boh. Ah, l'avevi tu in mano, infatti? Te l'ho detto. Perfetto. Comunque amavano i fucili qua. C'è una custodia anche di là. C'è qualcosa che non va in questa casa, Moira? Sto guardando.
Guarda che non sta più andando il rem, eh? Prova a guardarlo bene. Ok, a posto. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Siamo nella camera numero 1. Sì. Cosa sì? Sono degli oggetti un po' antichi. Abbiamo messo alcuni strumenti. Io comunque continuo ad avere mal di testa. Sono le Alla entità. tempia. Alla tempia, Davide. Aspetta che stava andando la telecamera. Sono le quindi- entità, eh? Qui. Da una tempia solo questa. Questa è una macchina, quella a cassa. Dici? Sì, sì, è appena passata, l'ho sentita io. Entità maligna. L'ho detto io che... Oddio! Io l'ho detto che ho mal di testa alla tempia sinistra C'è e un'entità maligna? me lo sentivo. Fin dall'inizio. Ha Già. detto ciao! Mamma mia, ha detto ciao! Chi è questa entità maligna? Si è accesa la pallina! Ecco, visto? Chi è questa entità maligna? Giovanni. Cosa ha detto Davide? Continua a salutare, ho capito ciao ancora! Hai un nome? Non è che stai prendendo in giro. Chissà. Chissà, ha detto, hai visto, sta giocando Ascolta, Davide. guarda che potrebbe essere che hanno paura dell'entità maligna, eh? Avete paura dell'entità maligna? Perché secondo me stanno giocando. Dici? Boh, ho quel presentimento qua. Io non riesco a mettere il cavalletto, sono troppi vestiti per terra. Sposta coi piedi un po'. Ok. Mamma mia! Il tuo K2 è fermo. Sì? Sul verde è fermo. Io intanto sono a letto. Sta attento sul letto. Attenzione. Volete che scendiamo giù? Ciao Roman. Ciao, cosa ha detto? Le ho viste anch'io le siringhe prima. Qualcuno qua si stava curando. Sì, ne metto una vicino agli strumenti. C'è qualcuno che stava male qui? Forse. Secondo me sì. Atteso però. Attento però. Perché è attento? Ho capito anch'io attento. Mi puoi dire qualcos'altro per favore? Eri un cliente dell'albergo? Sì, ho capito anch'io autista. Sei un'anima di passaggio? Davide, io ho chiesto se c'era qualcuno che stava male, giusto? Sì. Dimmi. Unità sanitaria locale. Un secondo. Dove hai messo il campanello? Qua e devo cercare di tirarlo fuori perché devo Quell'energia da Moira, ecco perché c'ha mal di testa. Esatto. Il mio sospetto è quello, infatti. Ma non è possibile. Anche il Carion che si inandia. Ale. Ok. Perfetto. Dici lasciarlo lì? Cameriere, un po' d'acqua. Si usava anche per le reception. Cameriere, acqua. Ascolta. Ascolta. Dovresti spiegare sul fatto che c'era una camera. No, aspetta un attimo. Oddio. Grazie, cameriere. Avevo solo un po' di sete. E l'acqua arrivò per magia. Davide, Sì, dimmi. la donna porta il mio stesso gruppo così, zero positivo come me di sangue. Ah sì? Sì. Vabbè, aspetta un secondo che io intanto bevo e ne approfitto che è arrivato il cameriere. Io voglio capire che cosa vedo. Allora, fammi bere un po'.
Aveva dei problemi al cuore a quanto pare, Davide. È vero? Guarda quello che sto vedendo. Perfetto. L'acqua dell'albergo è di marca, insomma, Anch'io devo bere perché... marca San Benedetto. Dice che perché Moira sta male, è venuto mal di testa. No, ma a me è leggero adesso. Leggero? Sì. Calciografia. Cos'è la calciografia? No, ma il campanello è di Moira. Lei sta solo controllando a vedere se scopre qualcosa riguardo al luogo. Sì, 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 Testa, sì. uno- Ma guarda, ti dico, Mim, abbiamo cominciato un po' tardi la live verso le 4. Sono circa 2 orette. Pensavamo di fare un altro pezzo giù, però se dici che è pericoloso, stai a stare. No, ma io ancora non ho grossi sintomi, Mimma. Aspetta che non ci capisco più. Vabbè, allora esco fuori da questa stanza, dai. Allora lei aveva dei problemi al torace, hai capito quelle robe lì? Ok, allora io esco fuori da questa stanza qua, poi vediamo. Zona lombare, dorsale. Sono delle fotografie, eh? Probabilmente faceva delle punture del 15 981, Davide. Ricovero. È stata ricoverata nell'81. Ah dai, Guarda che passo che tiro via. Dove vuoi andare? ma nel rullo dicono di scrivere di andare al bar. L'unica cosa Non del detto, bar è che perché- bisogna stare attenti con le bottiglie. Allora lui dice, esatto. Perché dopo lì Poi non lo proviamo per qua. la live. Allora, aspetta un attimo. Vuoi che- provare di qua, però è tutto pieno, eh? Adesso guardo, aspetta. Certo. Non lo so, provare in quella stanza lì, ragazzi, ma Un attimo che vado, devo prendere il campanello. così fa. Devo andare giù un attimo al bar. Allora andiamo al bar. Aspetta che devo fare un'altra... Aspetta, ma vuoi andare al bar allora? Aspetta, Mimma. Volevo ordinare, allora, per me una spremuta d'arancia, per Moira un caffè forte. Sì, Davide? Urca! Oh, hai la torcia portata in Un mano. attimo ragazzi, devo fare un'ordinazione, devo andare al bar, un attimo. Prendi il campanello e vieni di qua, con la luce. Aspetta che sto ordinando, un attimo. Dopo, dopo. Cameriere, quanto ci vuole posso una spremuta? Mamma mia. Io ho capito perché, devi accendere la luce. Sì, però aspetta che prima non arriva la sola. Ma so, ragazzi, non ci posso credere. Me la faccio io perché qua vedo che sono troppo lenti. Qui era l'entrata praticamente. Andiamo qua dentro. A me ispira qua, ragazzi, non lo so il perché. Sì, andiamo qua. Mi sta dando una sensazione qua. Senti, anche... Stanno disegnando. Ok, andiamo nel salottino. Ecco, bravo. Adesso qui è ora di interagire. No, blocchiamo sto Guarda, un distributore. uccellino imbalsamato. Mamma mia. Guarda, al muro. Bloccato. Cioè, fallo vedere, Davide, che lo inquadro. Un uccellino Cos'è? imbalsamato. Sì? Un uccellino? Guarda. Eh sì, è imbalsamato questo. Tutti i libri. No, no, ma tranquilla, Mimma, non sono mica da solo. Ascolta, no, no, ci sono anche io. Ho mal di testa. Capito? Hai di nuovo mal di testa? La tempia. Allora accendere la spirit box qua. Provo a accendere la spirit box qui? Sì, perché provo a mettere il coso, Sì. l'infrarosso. Proviamo, aspetta, Vediamo un attimo, voglio vedere una roba. Proviamo gli strumenti di qua. Ok, io ho messo l'infrarosso adesso e si vede bene. Ragazzi, allora Moira ha fatto 2 ore di viaggio da Verona per venire qua. Sta facendo un video su YouTube, non è che gli posso dire andiamo via. No, no, un attimo perché io qua ho dei buoni presentimenti invece. Stai, Davide. Prendi... C'è un'altra foto là, Davide. C'è un'altra foto qua. Questo è un... Sì, è un bambino. Un bambino? Sì, che
credo essere un inginocchiatoio. Adesso siamo andati via dalle stanze giù. Vedi? Fai vedere? Mamma mia! Il giovane tra l'altro ha le maniche con qualcosa di particolare. Aspetta che lo facciamo vedere anche qua, vediamo se si vede. Non si vede bene. Mi metti un attimo luce qua, Davide, per favore. Qua? Ok, guardate. Ecco, tra l'altro lui C'è ha un bambino. qualcosa sulle maniche. C'è un bambino? Sono riuscito a fissare gli strumenti. Bom, anche ti metto la foto qua. Vediamo. Sì, non troppo visibile, non troppo vicina. No, guarda qua. Però qua, Davide, dov'è l'RF? Ah, si è scaricato, si è scaricato. Metti il RAM qua, quello lì. Bravo. Ok, accendiamo gli strumenti. C'è qualcuno qui con noi? Accendiamo la Spirit. Il bonino Davide me le messe lì sopra e... Ok, proviamo così. C'è qualcuno qui con noi? Puoi toccare le palline o qualcosa? Se sei qui con noi? I voli da... Cosa ha detto? Puoi ripetere? Accendiamo il vocabolario. Andate via, è pericoloso. Te l'ho detto che giù è pericoloso. Mamma mia! E... Lei questa. Come la foto di lei? Sì, lo dico io che è la foto di lei. Ho Grande indovinato Mauri! e ho in mano, guarda. Arrivo. Grande Mauri, sono nel tuo albergo. Questa è lei, Davide, guardala. Da piccola e da grande, vedi? Ma È lei. è la bambina? E la bambina è diventata donna, la vedi i lineamenti? È lei? E lei da piccola e lei da grande. No. Ma io sento... Hai presente? È da di sopra che mi prende un odore. Adesso me ne capite cosa. Avete presente quando un bambino fa i Sì, bisogni sì. solidi addosso? Grazie Angelina. Ecco, Sì, sì, ho capito. come c'ho un odore odore di, strano. di pupù da bambino. Sì, 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 sì. E qui c'era una foto di bambino, hai visto? Della bambina. Non accendete nessuno strumento qui giù? Non avete... Ah, non farlo vedere questo. Leggi qua, abbiamo uno delle due di sopra della foto, nascita e morte, l'ha dato. Aspetta, fammi vedere. È lui. Oddio, è nato nel 1899. Esatto. Mamma mia! Allora ragazzi, è nato 1899. ed è morto nel... È possibile che sopra quelle carte abbia... Ha detto sì. Quindi tu sei Dante? Sei Dante? No. No, ok. Sei la bambina? La bambina, l'hai sentita? Sì. È la bambina. È la bambina. Guarda, guarda. Sì, sì, sì. Dante era tuo zio? C'è qualcosa che non mi torna, non può essere lo zio. Perché il cognome... Però è vecchio. Che Moira l'ha fatta. No, ma questa è una cosa di pupù di bambino. È Infatti. per un pannolone. Sì, sì, ragazzi, E Moira. abbiamo trovato le foto della bambina Secondo e del me... bambino. No, 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 a parte scherzi, chiedi No, se è morto un bambino qua dentro. non dare la Chiedilo. colpa, non dare colpa al bambino, sei stata tu Dai, che l'hai fatto. chiediti, serve un attimo. L'hai mollata tu, l'hai mollata. Guarda Ah, attentamente. vedi? Ti
sto dicendo, chiedi se è morto un bambino qua dentro, uno dei due. Vabbè ragazzi, siete fortunati che non sentite l'odore di Moira. Allora, voglio capire, Anime, è morto un bambino o una bambina qui dentro? L'acqua in macchina. Dopo lamentati dopo, Non hai sospetto che tu di questa cosa prima Sì, è strano, è strano. Adesso aspettiamo a vedere cosa dice il vocabolario. Insomma, cosa un bambino, sicuramente. L'importante è Moira non farne più. Fermati. Vado, basta Davide. Che cosa dice Mauri? Fissate Mauri. Cosa dice? Non ho capito. Leggi Mauri, leggi Mauri. Me lo riuscite a fissare? Dov'è? Non lo vedo. Riscrivi Mauri. Te lo richiedo, Anime. C'è stato... Dice che quello era lo zio. Mauri Stavo male. Stavo Te l'ho male. detto, siringhe. Mauri dice che nel cassetto sopra C'è una cosa di esami ed era lei, Adriana Lara. Appartengono ad Adriana Lara. Gli esami. Tiziano. Tiziano. Tiziano? Chi è Tiziano? Ah, non lo so. Tiziano. Magari un cliente qua dell'alloggio. Non lo so infatti chi sia. Ho sentito Poteva anch'io. essere un cliente dell'alloggio. No, Ma tuo. io devo spruzzare perché qua tu scureggi in No, continuazione. ragazze, io dico, vabbè, mi ha fatto paura perché mi ha fatto quello delle zanzare. No, ragazzi, un attimo che Ma- devo spruzzare un attimo perché qua Moira... Vieni qua. No, no, aspettate un attimo. Vieni qua, Davide. Aspetta un attimo che non si respira. Davide, non si vieni respira qua. qui dentro. Vieni Tiziano. ancora, vieni qua. Ragazzi, un attimo, scusate che Moira non si respira più in quella stanza di là. Ragazzi, io e lui abbiamo lo stesso Stesso. non ci credo. Guardate che è pazzesco. No, vabbè. Ok, adesso provo a tornare nella stanza e vediamo se si respira. Pensi di andare a comunicare un po' e finiamo? No, dice... No, dice... Si dicesse almeno chi è, non sarebbe male. Tiziano, Tiziana, chi sei? No, Tiziano ha detto. Tiziano? Mhm. Nota una cosa, che le palline giù Sono armati. sono... Sono armato, allora ecco perché c'era quel fucile. Esatto, ma lui deve sperare che non sia più qua dentro, vero? Non lo so. Speriamo di no. Però no. Tiziana dice un demone? No, Tiziano ha detto per due volte. È un però- demone? però- Sì. No, no, ragazzi, non confondiamo. Che è? Fammi provare il Kinect, aspetta. Prova chi Fammelo è. provare un secondo. Voglio provare il Kinect a vedere se rileva qualcosa qui dentro. Aspetta che ti metto le foto e voglio vedere se te le rileva Prova. col pinetto. Aspetta. Prova. Da provare. Te le metto qua, Aspetta, dove? Qua è sempre lei, ok? Io le metto qua così. È una brutta entità. L'hai messo via prima. Non lo trovo più. Aspetta. Riesci a farmi luce? Se mi dai aspetta, devo prendere la torcia qua. Aspetta, aspetta, l'ho trovato. Hai trovato? Ho trovato... Ok, a posto, a posto. Mamma mia, perché perdo sempre le cose? Davide, mi devi inviare dopo il link Sì, di cosa? del tuo Kinect questo qua perché tu non lo devi tenere sempre schiacciato, io sì il mio. Lo so, è scomodo. Mi devi dare il link di quello tuo. Ok. Per favore, grazie. No, prova a metterlo là, fermati Davide, mettilo là dove sono le foto. No. Te lo metto qua, allora non lo tocco di intensità, Come vuoi, come vuoi. Qua. Guardate, Se qualcosa si avvicina alle foto, poi... Adesso un po' sì, Davide, eccolo, eccolo.
Va? Sì, l'ho rimesso, adesso te lo rimetto basso perché va. È quasi scarico. Chi hai? Mamma Che mia! hai, ha detto. Non fare sti versi. Una brutta voce, eh? Una brutta voce negativa. Vuoi salire, Mimma? Sta andando? No, ha detto, non vuole che salga. Oddio. Mimma, ti ha detto di no. Guarda Davide, ma tu hai incontrato o è giusto perché? Non lo so. Da qui hai detto ti vedo, no, non ci credo. Vuol dire che vede. Mamma mia. Ecco, guarda. Questo qua è carico Davide, guarda. Ok, ok. Dovrebbe fare effetto contrario, guarda. Fammi vedere. Quando mi allontano parte in quarta. Quando mi allontano. No, ce ne sono, che ce ne sono. A livello di... Solo col vocabolario. Esatto, perché a me le altre non mi stanno piacendo come rispondono. Ti piace? No, le altre no. Non ti piacciono? Mi piace di più il vocabolario perché abbiamo più riscontri. A volte può essere che è meglio una anziché l'altra, eh. Non vuol dire che c'è una regola per forza. Allora Davide è al minimo, guarda. Andare via. Ancora. Ancora. Andare via. Non ci vogliono. Cos'è? Era il minimo, fermo, eh. L'ho filmato. Togli ancora, aspetta. Che c'è? Lì. Chi c'è? Se sei andare al rosso di nuovo, Sì. guarda, sì, e guarda, l'ha fatto. Guardalo lì, guarda Davide, guarda l'RF, Antecini. Aspetta. guarda. È al minimo, eh. Al minimo. I e ta. Davide, Rumori, rumori. Aspetta, fermati. C'è un rumore? Vai a controllare. Ho sen- cazzo, tu mandi me nella cella, mandi me. No, 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 ho controllato anche, ho sentito anche un rumore. No, c'è nessuno, Davide. Non c'è nessuno? Ah, Cos'è? Cos'è? Sta ridendo, ti prende in giro, cos'è? Sei tu che hai fatto rumore di là? Rispondi, sei tu che hai fatto rumore di là? Io. Hai sentito? Sì, ho sentito un rumore. Terza volta. C'è nessuno? No, ragazzi, no, la Mimma non può salire perché è in un posto che non può parlare adesso, vero? Allora, anime, Senti, senti, senti. noi ci congediamo, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ospitalità. Guarda, guarda. È incazzato che andiamo via. Guarda. Sì, ha detto sì, non vuole che andiamo via. Fermati, fermalo. Per favore, me lo calmi? Puoi togliere le mani dallo strumento, per favore? È al minimo, ragazzi, non è possibile. Mi blocchi lo strumento, per favore? Grazie. Mamma Ancora. mia. Non ci credo. Poltergeist? Guarda. Ecco cosa è stato. Che è successo? Il bicchiere rotto, io non lo tocco. Mamma mia. È cascato giù dalla vetrina? Era lì. Mamma mia. È cascato giù Ma un non bicchiere vedo- dalla Non ho vetrina? detto che avevo mal di testa. Guarda lo strumento. Ok, io adesso, noi ci congediamo, vi congediamo, vi lasciamo andare in pace, grazie per l'ospitalità, penso che torneremo perché il luogo è piccolo però ne vale la pena.
Sì, non è male. Io da qualche mese che non venivo l'avevo reputato male. Grazie per l'ospitalità che ci avete dato. L'avevo reputato di andare da lei, le entità. No, non chiamarteli lì dove sei, Mimma, che sei già debole su quel posto lì. Oh ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, grazie per la live di oggi. Purtroppo abbiamo avuto sfortuna per l'ospedale psichiatrico che l'abbiamo trovato Però chiuso. abbiamo avuto riscontri qua, Pensate sinceramente. che noi siamo via dalle 14. Ma io da mezzogiorno e 9 minuti. Lei da mezzogiorno, io dalle 14. Comunque, Mamma mia. anime, grazie di cuore. Vi salutiamo io e Davide. Stavamo per annullare la Aspetta, che live. finiamo. Sì, Ci congediamo noi, vi congediamo anche a voi. Grazie di tutto, anime. Andate in pace e noi andiamo fuori. sì, Non sì. seguiteci, mi raccomando, anime. Su YouTube per vedere l'indagine completa. Che domani mi metto all'opera e la carico subito. Perfetto, ringrazio Moira che è venuta da Verona per me. Grazie mille a tutti. Doveva essere il cambio, doveva venire qualcuno a Verona, ma era stanco morto. E adesso verrò io. Sì. Esatto. Allora ragazzi, vi dico già che domani ho la giornata full piena. Ciao ragazzi a tutti da parte mia. Girati Davide, che sei in modalità infrarossi. Ok, saluto il video Io YouTube. posso sempre un'entità vista con infrarossi. Saluto Moira, grazie Moira. Grazie a te Davide. Sì, stiamo Ok per- ragazzi, stiamo per ciao, uscire. ciao a tutti. Allora, vi stavo dicendo